Feltrina chiusa a Montebelluna e grossi problemi al traffico, soprattutto pesante. Conseguenza di uno stop immediato all'utilizzo del cavalcavia sulla ferrovia per problemi strutturali emersi durante la posa del nuovo guardrail da parte di Veneto Strade. Questo è un lavoro che si è reso assolutamente da fare e senza tanti preavvisi, perché ci si è resi conto che c'era una criticità importante in quel passaggio. Il risultato è, anche dopo una settimana dalla posa delle transenne, di un notevole disagio da parte dei conducenti, perché d'accordo l'immediatezza, ma qualche cartello in più, magari vicino a quelli coperti, impedirebbe a diversi cittadini di smarrirsi tra le strade laterali nella vaga speranza di arrivare o a Feltre o a Treviso. Poi c'è il traffico pesante, che non ha soluzioni locali nemmeno dopo l'incontro di oggi tra il sindaco reggente e Veneto Strade, con la regione che spinge per farlo passare a Biadene e il sindaco che non ne vuole nemmeno sentir parlare. I camion grossi, gli autoarticolati non possono transitare per il centro di Biadene perché intanto l'inquinamento, poi il rumore, poi il fatto che ci sono anche dei dislivelli nella strada, dei rallentatori e quant'altro creerebbe una situazione veramente improponibile e poi naturalmente delle code pazzesche. Per Severin la soluzione sta nella pedemontana. Prendere la pedemontana ad arrivare fino a Montebelluna ovest o Ariese e da lì andare verso nord. Lo so, chiaramente le compagnie di camion e quant'altro sono parecchio scontente di questo. Io mi auguro, l'ho chiesto a Veneto Strade, che si faccia attiva anche con la regione, di non far pagare il pedaggio ovviamente a queste persone che devono fare questo lungo bypass. E intanto già si contano i giorni per la chiusura del cantiere e la riapertura dell'arteria. Durerà fino all'inizio di settembre. Io mi auguro che duri ancora meno, che Veneto Strade limiti i lavori giorno e notte proprio per ridurre il più possibile il disagio.